E rieccoci con voi. Ha preso il posto della nostra chef Matteo Moschini, avvocato, associazione Movimento Difesa del Cittadino, rappresenta i consumatori. Grazie di essere qui con noi. Edison Mariva, questione allergeni. Sappiamo, perché abbiamo fatto anche delle piccole inchieste sul territorio, che i cittadini non ne sanno praticamente quasi niente, però è uscita una nuova normativa cogente, imperativa, che mette in croce gli addetti ai lavori, i ristoratori in modo particolare. Per quale ragione? In due parole inquadriamo la fattispecie normativa e poi vediamo un po' cosa ne sanno anche i cittadini, cosa si prevede come tutela. Questo rientra nel quadro della volontà europea che noi condividiamo di informare il cittadino consumatore di quello che mangia, in particolare della presenza o meno di allergeni all'interno dei cibi e delle bevande. Allergeni cosa si intende? Allergeni sono prodotti che possono scatenare reazioni allergiche o di intolleranza alimentare, anche spiacevoli, nei confronti dei consumatori che li ingeriscono. Parliamo per esempio di quello abbastanza diffuso oggi, che è il glutine nella pasta, nelle farine, ma anche del latte, anche delle uova, anche del pesce, anche dei crostacei, persino del sedano. Ecco, questi prodotti, anche il sedano, che nella nostra cucina si trova spesso nei ragù, nei sughi. L'aglio? L'aglio no. No, sono 14 categorie, neanche il pepe, qualcuno si infastidisce del pepe e dell'aglio, ma per una sua scelta. L'Europa ha individuato 14 famiglie di prodotti alimentari allergeni, ecco, che possono scatenare reazioni pesanti. In chi? Diciamo nel 2% della popolazione adulta italiana e nel 5-7% dei bambini, colpisce più i bambini, poi magari recuperano anche. Allora, è giusto che i consumatori che vogliono mangiare fuori casa o che al supermercato vogliono acquistare dei prodotti trovino l'indicazione per sapere se ci sono o meno gli allergeni. Allora, in un prodotto preconfezionato è semplicissimo, c'è l'etichetta e quindi sopra ci sono tutti gli ingredienti e verranno evidenziati, anzi sono già evidenziati adesso, gli allergeni. Nella ristorazione questa consuetudine non c'è, in alcuni menù ci sono gli ingredienti, però spesso nella nostra cucina ci sono dei semilavorati che si acquistano dall'industria. Sto pensando per esempio alla salsa ketchup, che è una salsa a base di pomodoro, però la salsa o il prosciutto cotto. Bene, ci sono alcuni fabbricanti che costruiscono il prosciutto cotto, che lo realizzano, mettendoci tra gli ingredienti anche degli allergeni per conservarlo. Altri che non lo fanno, così pure la salsa ketchup, c'è qualche salsa che ha il sedano e qualche altra che non ce l'ha. Allora ecco che lo chef in cucina, che conosce benissimo gli ingredienti del prodotto, è depositario dell'informazione su cosa c'è dentro. E un regolamento europeo che entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre anche in Italia e in tutti gli altri paesi dice che chi va a mangiare, prima di scegliere, come se si trovasse al supermercato, deve sapere se è allergico o intollerante a alcuni cibi, se in quel menù ci sono o meno dei piatti con gli allergeni. Qual è la questione? È che la norma europea sembra dire che anche il ristoratore deve fare come l'industriale, cioè deve scrivere sul menù l'elenco degli ingredienti, ma soprattutto evidenziare gli eventuali allergeni presenti. Il che abbiamo visto è impraticabile perché i menù cambiano frequentemente, cambiano i semilavorati, bisogna veramente stargli dietro e può anche darsi che ogni giorno, ogni settimana, allora dobbiamo fare i menù ogni settimana, ogni giorno, cambiarli? No, noi vorremmo che ci fosse la possibilità di far scegliere all'operatore se scrivere sul menù o da altre parti gli ingredienti, e questo lo può fare l'imprenditore che ha una stabilità di produzione. Sto pensando a alcuni self-service, alcune catene che fanno lo stesso cibo ed è una loro scelta imprenditoriale dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ma sto pensando per esempio a personaggi come Enrica, che prima c'era, che cambia in continuazione il menù. Allora per questi soggetti ci deve essere l'opzione di poter informare il consumatore a richiesta, spiegando loro in quali prodotti ci sono gli allergeni. È vero, però non sempre, tu a volte ricevi, dai l'ordine al cameriere che non ne sa niente, non sa nemmeno No, ma noi questo siamo in grado di farlo, perché noi comunque facciamo un registro degli allergeni in cucina e il cuoco informa i camerieri, il personale di sala, della presenza o meno nei piatti di allergeni e li aggiorna in continuazione se cambia i prodotti. Allora quando vai al ristorante chiedi: io sono allergico al latte.
mi sai dire dove non trovo latte o derivati? E allora sicuramente il cameriere è in grado di farlo, ma già lo fanno. Quando un celiaco va al ristorante, alcuni ristoratori per esempio hanno anche, e sono 200 nel Veneto, solo nel Veneto, sono già in grado di avere a disposizione una linea di cucine per celiaci, o altri dicono no, guardi che qui c'è il glutine, qui non c'è, e lo fa scegliere. Ma il fatto è che questo regolamento europeo, in maniera strana e secondo me molto intelligente, stavolta prevedeva la possibilità per gli Stati membri di creare un'opzione alternativa a quella scritta per chi lo volesse, l'opzione orale. Pensa che l'ha fatto la Gran Bretagna, la Danimarca, l'Olanda, la Germania, la Francia, l'Austria, la Slovenia, la Croazia, la Grecia. E sono paesi, soprattutto quelli del nord, che non hanno grandi tradizioni alimentari come la nostra, una cucina più semplice, anche più standardizzata, meno creativa, che muta di meno. Perché a questi imprenditori si dà l'opzione, tutelando sempre il consumatore, e all'imprenditore italiano no? Io credo, personalmente, noi crediamo che sia solo un fatto burocratico. Ecco, però allora vuol dire che siamo mal rappresentati. Assolutamente, su questo discorso. Perché questo nasce dall'esigenza del controllo ispettivo, che trova più comodo entrare in un ristorante, indipendentemente dal fatto se il consumatore è informato o meno, e dire mi mostri come informi il consumatore, mi fai vedere sul menù che hai scritto gli ingredienti. E allora è molto semplice, in uno stato di polizia come il nostro per questi fatti e non per altri, entrare e fare questa verifica. Io credo che un consumatore esposto a questo rischio di allergia possa avere tutta l'informazione del caso, già adesso a richiesta, ma noi poi ci stiamo organizzando per farlo sistematicamente e ciascuno sceglierà scritto orale. Io penso che i consumatori siano d'accordo, penso, ecco, non li ho sentiti ancora. Ecco. Infatti noi sentiamo i consumatori. Che cosa ne dite voi? Che cosa ne pensate? È corretto, non è corretto? Insomma. Sì, allora, in generale c'è da dire che il regolamento del 2011 è senz'altro positivo e diciamo, si colloca nella scia della legislazione comunitaria in materia di etichettature, legislazione che diciamo, è iniziata con le direttive del 1989, quindi è una legislazione che si è già appunto consolidata e che ha svolto sicuramente un ruolo fondamentale. Ecco, noi crediamo che proprio la materia delle etichettature sia paradigmatica e faccia capire al consumatore ma anche al cittadino l'utilità appunto dell'Europa, delle istituzioni comunitarie e del fatto appunto che tramite le direttive europee che poi devono essere recepite nei vari Stati membri e, nei regolamenti, e tramite i regolamenti comunitari che invece sono immediatamente applicabili, grazie appunto a questa legislazione in tutti gli Stati membri dell'Europa è appunto possibile garantire la certezza del diritto e far sì che in tutti i paesi determinate materie siano regolate nella stessa identica maniera. Adesso, grazie alle direttive e a questo regolamento, sarà possibile per il consumatore italiano, sia che si trovi in Italia, sia che si trovi in Francia, sia che si trovi in Germania, accedere appunto a tutta una serie di informazioni relativamente appunto al prodotto che va ad acquistare, e questo è senz'altro positivo. Ecco, c'è da dire che ovviamente bisogna contemperare gli interessi, quindi abbiamo l'interesse del consumatore ad una informazione precisa e ponderata, grazie alla quale appunto poi può fare delle scelte ragionate, e c'è dall'altra parte ovviamente anche l'interesse dei commercianti, dei produttori di beni e di servizi, in questo caso di beni alimentari. È ovvio, e adesso se lei me lo consente entro un attimo nel tecnico del regolamento, è ovvio che l'inerzia del governo costringe in pratica gli imprenditori, i produttori di beni e servizi a non sapere cosa fare. Questo perché allora, l'articolo 9 del regolamento prevede le informazioni obbligatorie che devono essere in etichetta. La lettera C dell'articolo 9 stabilisce che gli allergeni devono essere anch'essi obbligatoriamente indicati. Come diceva prima il dottor Sonariva, gli allergeni sono 14 elementi che sono appunto indicati nell'allegato
in uno degli allegati al regolamento e sono elementi non particolari, ci sono ad esempio le uova, il pesce, i cereali, quindi elementi che vengono utilizzati. E le noci, tutte le noci, frutta a guscio. la frutta a guscio, esatto. Queste sono tremende. Ecco, anche questi devono essere indicati obbligatoriamente. L'articolo 13 del regolamento stabilisce la forma scritta, quindi tutti questi elementi, tra cui anche la presenza di allergeni, deve essere indicata in etichetta in forma ovviamente scritta. L'articolo 44 poi del regolamento, con riferimento ai prodotti non preimballati, quindi quelli di cui si discuteva e quindi quelli che vendono o che preparano appunto i ristoratori, i baristi, gli ospedali, in riferimento appunto a quei prodotti, i Paesi membri potevano indicare alla Commissione una forma diversa e quindi appunto la forma orale. Quasi tutti gli Stati europei hanno, ovviamente, come era ovvio, hanno scelto questa via e quindi, come previsto dall'articolo 45, hanno comunicato alla Commissione le disposizioni che appunto stabilivano come sarebbero state fornite queste informazioni. La Commissione le ha accettate, ovviamente, perché era ovvio, e quindi adesso in quei Paesi lì quelle informazioni relativamente appunto ai prodotti preimballati verranno fornite in forma orale, quindi come di solito Rosso Mariva, il barista che vende la pastina, se c'è dentro un allergene, lo dice a voce. In Italia, stante l'inerzia del governo, ricordo che il regolamento di cui parliamo è del 25 ottobre 2011, oggi è il 3-4 dicembre 2014 se non sbaglio, quindi sono passati più di 3 anni. Che cosa ha fatto? Non ha fatto nulla, quindi non ha comunicato alla Commissione le disposizioni con cui verranno fornite queste informazioni. E quindi in pratica adesso la situazione qual è? La situazione è che i ristoratori, gli ospedali, tutte quelle figure lì sono passibili di sanzioni. E questo perché? Perché in mancanza di forme diverse la forma è quella scritta, quindi dal 13 dicembre i ristoratori dovranno fornire indicazioni sugli allergeni in forma scritta. Quindi è una mancanza, un'assenza di intervento da parte del governo italiano, da chi è rappresentato a Bruxelles a questo punto? No, il governo, quali governi? Sono tre governi. Sono tre governi, sì. Monti, Letta e Renzi. Renzi per di più sta gestendo il semestre italiano, ma evidentemente ha privilegiato per esempio altri problemi, quello di collocare il ministro Madia come plenipotenziario della diplomazia internazionale dell'Unione Europea. Quindi voi adesso state intraprendendo un'azione nei confronti noi abbiamo chiesto al governo Renzi di introdurre, sia pur tardivamente, questa seconda opzione orale. E cosa ha risposto? Non ci ha ancora risposto. Non è un problema. Ma è impegnato ad altre cose, insomma, ma noi prenderemo le nostre decisioni. Io credo che tutti gli imprenditori del nostro paese non ne possano più. Io credo che questo è un paese che su una china brutta, che potrebbe anche reagire malamente. Noi stiamo lavorando per che cosa? Per tutelare il consumatore, e io spero che lo apprezzino, nel senso che noi il 13 cercheremo di essere comunque pronti nelle due vie, scritta e orale. Ecco, ma infatti non è sufficiente, chiedo qui all'avvocato, per esempio nel menù che viene presentato, che deve essere presentato nel ristorante, menzionare in tutti i piatti sono presenti gli allergeni, qualora ci fosse un problema per un piatto senza allergene, quindi girare al contrario e informare il personale di sala, se ne prenderà cura. Cioè, perché comunque se prendiamo le noci... No, ci sarà un cartello, noi faremo dei cartelli, dappertutto l'uovo c'è. Diremo al consumatore domandaci, noi ti rispondiamo. Perché secondo me, a me è capitata una cosa un po' strana, che però è così, il tzatziki, la salsa greca, avevo ospite a casa una persona che avevo comprato questa benedetta salsa greca, la persona è allergica alle uova, tu vai a pensare che nel tzatziki ci sono le uova? Assolutamente no. Mi è venuto, questa persona è stata male, è l'unica cosa che sono allergica alle uova, ho detto, oh, Madonna, adesso che mi è venuta l'angoscia, vado nella gastronomia in centro dove l'avevo comprata e pongo sotto questionario il venditore. È stato gentilissimo perché ha detto, guardi, vado a vedere lo scatolone perché a me risulta tzatziki che è yogurt con aglio e cetriolo. Legge, sono presenti le uova. Cioè una specie di maionese a questo punto che rendeva l'impasto molto più omogeneo. Mai più ti vai a immaginare
Ma una come Enrica sa benissimo queste cose. Però cosa succede? Che ci sono persone che hanno la sensibilità di farlo. L'ho fatto la stessa cosa un'altra volta in un altro e la persona ha detto guardi, non c'è assolutamente, in realtà c'era. No, allora questo non è accettabile. Ecco, bravissimo. Questo non è però accettabile. Succede, allora cosa fai? Tu fai la litigata perché a questo punto dici guardi che vada a vedere, non va a vedere perché magari non ha tempo, eccetera. Diventa penoso, ci rinunci, non la prendi più, tant'è vero che ormai non la prendo più per gli ospiti, finito appunto là, come dire, non vado più in quel ristorante perché mi diventa difficile chiederlo. È imbarazzante, la butto là da entrambi. Ho fatto un esempio pratico perché i nostri telespettatori possono anche immettersi in sentiamo cosa dice il consumatore, poi dico cosa pensano gli imprenditori. Che siamo già in pubblicità. L'esempio che fa lei ovviamente è azzeccatissimo. Si aprono una serie di infinite problematiche. Appunto se la forma non è quella scritta e chi ci rimette alla fine sono un po' tutti i consumatori, perché appunto non possono accedere a delle informazioni scritte, precise, ponderate, gli imprenditori, i commercianti, perché ovviamente anche loro non sanno più da che parte andare, e quindi alla fine sì, chi ci rimette, diciamo, è il sistema paese, come spesso capita. Ci sono danni per tutti. Allora noi dobbiamo trovare una strada che sia praticamente applicabile. Prova a pensare a una cucina di ristorante che fa l'arrotolato di vitello e ci mette il prosciutto cotto. C'è grande probabilità che l'allergene ci sia. No, aspetta, allora in quel prosciutto cotto, perché il fornitore aveva questa ricetta di ingredienti, non c'è nessun allergene. Quindi io sul menù, se dovessi scrivere, scrivo che l'arrotolato non ha allergeni. Certo, magari lo menziono. Non ha uova, se non ne ha, se no metto le uova o metto solo le uova. Però arriva uno che è allergico a un altro allergene e non lo trova scritto e lo mangia in completa fiducia. È scritto questo, no? È successo che quella mattina quel prosciutto cotto del fornitore A è stato sostituito perché non aveva più con il fornitore B. Succede nella ristorazione, non succede nelle catene. E lo chef non è stato accorto a guardare gli ingredienti o non l'ha comunicato alla sala o non ha cambiato il menù, non l'ha ristampato da un giorno all'altro. Però appunto non è stato accorto. E lì accorto. c'è l'allergene. E allora anche lo scritto lascia dei buchi. Certo, ma anche l'orale invece è diverso. Ma l'orale anche lì non l'avrebbe saputo perché non è stato accorto e quindi non lo sapeva. Ma non è vero, un professionista in cucina di un'impresa seria queste cose le sa. Le deve sapere, se gliele chiedi te le rispondi, ti dice. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, noi ringraziamo l'avvocato di essere stato qui con noi dall'Associazione Consumatori. Bisogna che anche l'associazione faccia la sua parte nel sensibilizzare assolutamente gli addetti ai lavori, nell'essere solerti, nell'informare, non esitare, non lesinare nelle informazioni. Se vanno già adesso su www.commercioveneto.it trovano già le istruzioni per l'uso. Perfetto, questa è un'importantissima informazione. Detto questo, normativa sugli allergeni, 13 dicembre, vero avvocato? Mi Senz'altro, sì, entra in vigore, quindi ci sarà questo cambio importante, poi saremo sempre informati da Confcommercio per capire come andrà naturalmente a esplicarsi sul territorio. Pubblicità, poi torniamo insieme, affronteremo ancora un altro tema. Grazie. Però può rimanere anche su...